rimessa laterale per la Nuorese, già battuta con Satta che ha lo spazio per mettere il pallone al centro, sceglie di invitare là con il cross basso, Villa può giocarla all'indietro su Cossu, il tiro di Cossu e la palla in rete, Nuorese in vantaggio al quarto minuto, la sblocca Alessio Cossu sull'invito di Villa, sinistro al Fulmicotone che si insacca all'angolino, cambia il parziale al Franco Frogheri, è già in vantaggio la Nuorese al quarto minuto, il gol di Alessio Cossu, lo stesso Cocco dalla bandierina di sinistra, traiettoria a rientrare per questo calcio d'angolo, va Cocco, il colpo di testa di Satta e poi la conclusione sotto misura di Manca, ancora Mazzuzzi ma l'attacco è ancora buono, Satta la mette al centro, troppo lungo per tutti, va di gambe, libera Gaita per il Ghilarza, poi Iba prova a lanciare in profondità per il numero 8 Acosta, non si trattava di Gaita, ma attenzione perché sul rinvio di Trini il pallone è buono per Cossu, Cossu vince il rimpallo, parte con il destro e trova la doppietta, Alessio Cossu, grande protagonista di questo avvio di partita, fa 2-0 al 19esimo, non era facile coordinarsi con il destro, c'è riuscito Alessio Cossu, doppietta personale, 2-0 Nuorese. Battuta di Orro, pallone verso il centro, il colpo di testa di Chessa, Trini si deve distendere, stavolta un intervento più difficile per il portiere della Nuorese, intanto Gaita prova a servire Orro, Capino in profondità per Orro che è più veloce di Emerson, arriva Orro, il tiro, Trini ci mette la mano, grande intervento di Trini, recupera Kergia, quindi Gaita, Oppo allarga su Iba, ha una buona occasione per mettere il cross, Iba lo mette al centro, la deviazione sotto misura e Oppo riapre la partita per il Ghilarza al minuto 8 del secondo tempo. Iba ha avuto davvero tanto spazio, il cross arretrato, l'assist perfetto per Stefano Oppo che riapre la partita. All'ottavo della ripresa Stefano Oppo ha accorciato le distanze per il Ghilarza, intanto Manca, ci prova Manca, Mazzuzzi, grande intervento di Mazzuzzi, ma bella conclusione di Massimiliano Manca che aveva cercato l'incrocio lontano, vediamo ancora Cadau, centralmente per Cocco, lo scambio tra Cadau e Cocco, Cadau porta palla, penetra in area di rigore, Cadau ci prova e la mette in rete, arriva anche il primo gol in campionato per Alessandro Cadau, respira la Nuorese, gol del 3-1 della squadra di casa 2023 con l'Ilva Maddalena, intanto qui Emerson la mette al centro, il colpo di testa e cosa ha fatto Mazzuzzi ragazzi, grandissima parata ancora di Mazzuzzi, stavolta proprio su Fausto Chiappetta, Puddu per De Murtas, prova a girarsi De Murtas, va via un avversario, De Murtas riesce a entrare in area di rigore, De Murtas all'indietro per Chiappetta, non ha un buon controllo, poi vince il rimpallo Chiappetta, Mazzuzzi va a chiudere su di lui, Satta mette il traversone che diventa buono per De Murtas prova a girarsi, cerca lo spazio per il tiro, De Murtas e la Nuorese trova il 4-1, Alessio De Murtas aveva fatto le prove generali un minuto fa e poi ha trovato il gol del 4-1, si sblocca in questa stagione anche Alessio De Murtas, primo gol in verde azzurro.